Allora, direi che siamo online, vediamo un attimo se StreamYard ci dà qualche segno di vita, ma credo proprio di sì. Comunque, in maniera, bentornati su Parresia. Dunque, Buonasera. oggi abbiamo di nuovo con noi, finalmente, ospite graditissimo, Bruno Mugnai, della Società Italiana degli Storici e delle Storiche, spero anche militari. E io intanto ti ringrazio per essere di nuovo qui e parleremo di un argomento che tra poco vi introdurremo. Quindi ciao Bruno, grazie ancora. Buonasera a tutti, grazie di essere collegati, grazie a te Luca per l'ospitalità, sempre un piacere parlare di storia con un appassionato, sincero e devoto come sei te. Guarda, pensa, sono stato talmente appassionato che ho dovuto studiare un sacco e prendere un sacco di titoli. Ma vi ricordo, sono tutti errori di gioventù. No. Allora, no, a parte gli scherzi. Allora, oggi di che cosa parliamo? Parleremo dell'assedio e della battaglia di Vienna del 1683. Tra l'altro, voglio dire, tu hai anche operato una certa ricerca anche da un punto di vista archivistico, specialmente con le fonti aperte, che molte biblioteche, anche archivi hanno iniziato, credo anche e specialmente dopo la tragedia del 2020, a iniziare a digitalizzare e a diffondere via lettere di internet e si sono scoperte anche delle cose tramite queste fonti che effettivamente cambiano un pochino la percezione che abbiamo avuto di questo assedio, di questa battaglia. Ora, dimmi se dico male, Bruno. Ma no, hai detto perfettamente. Vedi, non tutti i mali vengono per nuocere e la digitalizzazione degli archivi è un obiettivo che solo 10 anni fa sembrava ancora lontano e ora invece un passo alla volta, fortunatamente, si riescono a trovare cose buone. Sì, buonasera a tutti. Allora, dunque, sì. Tra l'altro io volevo anche aggiungere, perdona se ti interrompo, perché ci sono No, veramente figurati. tantissime cose, secondo me, da dire a riguardo, che pure io sono rimasto stupito della tua ricerca e di quello che effettivamente hai scoperto. Perché? Perché c'è forse un po', e mettiamo già le mani avanti qui, da... Non dico ridimensionare la figura di Sobiesky, Ma però rimettere le cose al loro posto, diciamo le bravo, cose al loro giusto posto. Forse questa è esatto. l'espressione più corretta. Siccome in Mediastat Virtus la verità sta nel mezzo, forse anche con questa live cerchiamo un attimo di fare ordine nelle cose. Io a questo punto, se mi permetti, agevolo le tue slide Certamente. e iniziamo un pochino a parlare di questo assedio, di questa battaglia, che tra parentesi è il secondo tentativo fondamentalmente da parte ufficiale, perlomeno. È il secondo assedio che gli ottomani portano a Vienna. Quello del 1683 è comunque, da un punto di vista dell'impatto nella storia degli anni successivi, come il più importante. È un argomento questo che solo per il fatto che dopo 300 anni si continua a destare l'interesse non solo degli storici, ma anche dei semplici appassionati, è inevitabile che abbia anche generato molti miti. Questi miti sono stati alimentati a volte in maniera un po' maldestra, associando questo episodio allo scontro fra l'Occidente cristiano e il mondo invece musulmano. Ora, è senz'altro vero che da una parte c'erano soltanto cristiani, ma non è vero che nel campo ottomano ci fossero solo musulmani, anzi una parte non trascurabile del dispositivo che assediò Vienna era formato da cristiani, anche se per onestà intellettuale va detto che non sempre questi si trovavano lì spontaneamente. Comunque, del resto, l'impero ottomano era governato sì da una classe dirigente musulmana, ma chi non lo era godeva di libertà e diritti che in molti stati cristiani erano impensabili in quegli anni. Pertanto
si chiamava Gizia e fondamentalmente bastava pagare per avere Esatto. questo Certo, diritto. certo. E anche in quel caso non tutti i mali venivano per nuocere per loro. Comunque è inesatto affermare che l'assedio di Vienna sia stato l'episodio centrale di uno scontro di religione, e sarebbe invece più giusto dire, come saggiamente ha espresso il professor Franco Cardini, che il conflitto tra l'impero ottomano e l'Occidente cristiano fu combattuto da uomini che facevano della religione il loro tratto distintivo, e molti di loro erano certamente religiosi profondamente devoti. Tuttavia le differenze di religione non erano quelle che costituivano il punto centrale. Le differenze anzi erano molto sfumate, e per certi versi vedremo che sono alla base di questioni molto contraddittorie. Detto questo pistolotto, per quanto concerne l'assedio di Vienna, troviamo in molte opere anche di autorevoli storici affermazioni che non sempre si sono preoccupate dell'attendibilità delle fonti dalle quali provenivano. Invece, come sempre, il confronto delle fonti apre uno scenario che ci restituisce una versione degli eventi a volte in contrasto con quella che la vulgata popolare ha assunto come ufficiale. Prima di preparare questa conversazione, considerato che ci troviamo sul web, ho fatto una veloce ricerca sull'argomento, e il motore di ricerca più famoso di internet ci dice che sull'assedio di Vienna esistono più di 103.000 pagine, questo è solo in italiano, e altre 125.000 sono in lingua inglese. Non ho esteso l'indagine sulla lingua tedesca e tantomeno su quella polacca. Comunque già da questo ci troviamo di fronte a numeri che sono da vera e propria infodemia, e costituiscono una massa di informazione che è impossibile, non dico da leggere, ma neanche da consultare sommariamente. Comunque, per restringere il campo d'azione su YouTube, troviamo diversi video anche in italiano che a volte sono spezzoni di documentari realizzati per la TV, e quindi diciamo rivolti a un pubblico non di specialisti, altri che invece affrontano il tema storico militare, però devo dire con molta disinvoltura e decisamente poco utili dal punto di vista divulgativo, perché creano delle confusioni e delle incertezze, le aumentano anziché dissolverle. Fra tutti comunque spicca il torrenziale podcast del professor Franco Cardini, sono 6 ore e 13 minuti, che fu trasmesso anni fa su Rai Radio 2, che traccia un quadro interessante e completo sulla questioni politico e storico-politiche di quegli eventi, ma che per ammissione del professore non si focalizza sugli aspetti militari, sostenendo, e questo si può essere più o meno d'accordo con lui, che solo gli storici anglosassoni riescono a raccontare le battaglie in modo soddisfacente. Non so se sei d'accordo, nonostante questo. Io sono molto d'accordo in realtà, ed è un po' questo il problema ultimo specialmente, anzi in realtà una vexata questio che continua ad essere abbastanza ingente per quanto concerne la storia militare, perché le grandi opere di storia militare veramente da prendere in considerazione sono tutte comunque di stampo anglosassone o addirittura tedesco, per non dire anche a volte francese. Direi che solo recentemente c'è questo nuovo interesse, credo, per la storia militare in Italia, quindi ben venga, perché proverò a difendere l'onore e l'onorabilità degli storici italiani nel raccontare un episodio militare. Comunque diciamo che proverò a mettere, come ho detto prima, certe cose al loro giusto posto e a isolare alcuni temi che oggi vengono invece magari considerati come verità assolute, e invece proprio per questo ci dovrebbero mettere in guardia, perché le fonti ci possono sempre trarre in inganno, specialmente quelle scritte dai protagonisti. E infatti si può stare certi che proprio i rapporti dei comandanti in capo sono
credo, le fonti meno attendibili per l'analisi dei fatti, perché è ovvio che chi vince tende a esaltare l'entità del suo successo, mentre chi ha perso cerca di ridimensionare una sconfitta. Ora, senz'altro per gli ottomani l'assedio di Vienna si è concluso con un disastro, ma se confrontiamo i resoconti dei comandanti della coalizione austro-polacco-germanica che partecipò alla campagna, troviamo descrizioni molto spesso contrastanti, altre che ridimensionano l'apporto di una fazione a vantaggio ovviamente della propria. Infine, come spesso accade, quello che emerge via via e si allarga all'orizzonte sulle fonti coeve, anziché fornire risposte, ci porta nuove domande. Ma sono le nuove domande che poi portano esatto. alla ricerca di adesso. Io ci portano a avere un quadro nuovo e magari anche gli errori ci portano a configurare un aspetto e una narrazione, se non vera, almeno più verosimile. Vediamo un po' quello che giustamente Bruno. Io vorrei prima procedere anche alla numero 2. Sì, però io prima di non ti voglio interrompere. No, figurati. Però prima di procedere alla numero 2 vorrei porre magari due piccole premesse, secondo me, dato che abbiamo detto che è stato di fatto il secondo assedio, il secondo tentativo fallace degli ottomani di provare a conquistare Vienna e successivamente insomma insediarsi nei territori asburgici. Il primo è del 1529. Trovate ovviamente su YouTube un sacco di video con tanto anche di Barbero che analizza questo evento, questa prima, diciamo, tentativo di invadere Vienna, questo primo assedio di Vienna del 1529, dove abbiamo un grande campione, oltretutto, degli ottomani, che è Solimano il Magnifico, contro un fratello di Carlo V, cioè Ferdinando I d'Asburgo, che in questo caso è il difensore, e in qualche modo riuscì comunque nell'impresa di evitare di fatto che questa importantissima città, nonché capitale fondamentalmente dei possedimenti asburgici, venisse in qualche modo conquistata. Ma in mezzo, tra il 1529 e l'evento che analizzeremo oggi, c'è, come dicevamo fuori live, una battaglia che ci rende particolarmente orgogliosi, forse perché c'è un italiano, ci sarà anche qui e sarà il suo battesimo del fuoco, un altro italiano, un altro genio come Eugenio di Savoia. Ma la battaglia che sto per invece nominare, la battaglia di Morgenfeld o San Gottardo del 1664, è stata vinta grazie a un italiano come Raimondo Montecuccoli. Il miracolo di San Gottardo di Raimondo Montecuccoli, sì, senz'altro. Non so quanto fosse stato un miracolo, Bruno, sinceramente, per il semplice motivo che ho analizzato un attimo le mappe e parliamo di un personaggio come Montecuccoli, di un generale che era di fatto anche un umanista in qualche modo, un grande esperto anche di storia militare, studiava... Un intellettuale prestato al mondo militare. Cioè, esattamente. No, il miracolo di San Gottardo è perché è stato tramandato con questo appellativo, senz'altro, ma va detto che nel 1664, nel caso di una sconfitta sulla Rab, Vienna era molto meno fortificata rispetto a quanto la sarebbe stata nell'83. Quindi 19 anni prima Montecuccoli salva Vienna da un problema sicuramente ben maggiore di quello che poi si verificò nel 1683. E tra l'altro la cosa interessante, qua concludo e possiamo passare alla seconda slide, è che Montecuccoli riuscì intanto ad avere una grande capacità di adattamento, perché e questo è indubbio, specialmente per il fatto che il centro dell'esercito ottomano continuava ad ingrossarsi, specialmente dopo che aveva passato la Rab, ma l'attacco, diciamo, delle due ali di cavalleria di Montecuccoli da una parte e dei francesi dall'altra contro lo stesso centro ottomano praticamente ricorda un po'
in parte, se vogliamo dire, e questo forse grazie anche agli studi stessi di Montecuccoli, quello che poi accade secoli e secoli prima a Canne con Annibale. C'è un accerchiamento fondamentalmente e da lì uno sfondamento completo, e di conseguenza gli ottomani non riuscirono insomma nella loro impresa. Ma grazie a quella battaglia si riuscì, come giustamente hai detto tu Bruno, a iniziare a porre i primi tasselli per delle fortificazioni tali da resistere a questo assedio che oggi andremo a analizzare. Quindi andiamo oltre. Io adesso mi taccio perché forse ti ho interrotto fa sempre piacere parlare di Raimondo Montecuccoli, che fuori dall'Italia è considerato un po' un outsider dalla storiografia militare, perché avendo scritto sostanzialmente in italiano e esistendo solo pessime traduzioni in francese o in tedesco dei suoi scritti, non sempre è stata centrata bene la sua figura dal resto del mondo accademico. E comunque vabbè, questo è quanto. Qui invece abbiamo su 3 personaggi, abbiamo altri, sono 2 italiani che sono stati 2 testimoni oculari, e sono quelli che forniscono un quadro degli avvenimenti, a mio parere, fra i più interessanti, perché si tratti di testimonianze che provengono da attori che si trovavano in prima linea, e qui erano comunque testimonianze di parte, hanno osservato da dei punti di vista davvero privilegiati tutto lo svolgimento dell'assedio. A sinistra, quello che vediamo a cavallo, è il bolognese Luigi Ferdinando Marsigli, e lui si trovava a Vienna addirittura come servitore al seguito di 2 giannizzeri che lo avevano acquistato come schiavo dopo la sua cattura avvenuta in Ungheria nel 1682, quindi qualche mese prima. Poco tempo dopo era entrato al servizio imperiale come ufficiale di cavalleria. Al centro invece troviamo il ritratto del romano Michele d'Aste, magari qualcuno lo conoscerà di più per il suo diario sull'assedio di Buda del 1686, ma per quanto riguarda la sua partecipazione all'assedio di Vienna, fornisce dettagli molto interessanti sulle tattiche di combattimento, tanto dei difensori che degli assedianti, quando era tenente di fanteria di un reggimento imperiale. Infine, è impossibile non ricordare e non mettere fra i più importanti testimoni e autori di fonti coeve dell'episodio il conte Ernst Rüdiger von Starrenberg, colui che diresse la difesa di Vienna, che ha lasciato un'ampia relazione dei fatti in tutti i rapporti che trasmetteva giornalmente, e non c'è motivo di dubitare che erano tutti molto precisi e sicuramente dettagliati. Passiamo a quelle che sono le altre fonti più, diciamo, recenti e dettagliate sulla battaglia del 12 settembre. Ne troviamo anche 2 in lingua inglese. La prima è quella di Jacob Leslie, che vediamo a sinistra, era colonnello di un reggimento di fanteria, e al centro invece un'altra fonte inglese anonima attribuita da alcuni storici a Francis Taife, conte di Carlingford, un ufficiale irlandese di cavalleria e grande amico di Carlo V di Lorena, che era il comandante in capo dell'esercito imperiale. Entrambe le fonti riportano dettagli che, a mio parere, solo un testimone diretto poteva aver visto, e concordano su molti aspetti. E stranamente sono però state menzionate abbastanza di rado. A destra invece, come contrappasso, l'opera stampa Lettere alla regina di Jan Sobieski e il diario della campagna nelle lettere inviate alla propria consorte Maria Casimira Luisa de la Grange d'Arcaine, un testo che ricevette una grande fama in seguito negli anni per il valore letterario, anche per, diciamo, gli aspetti psicologici di una relazione che fu molto più di un normale rapporto coniugale fra teste coronate. È ovvio che, essendo la testimonianza di uno dei principali protagonisti di quelle vicende, le sue lettere siano state ritenute la fonte più accreditata
per conoscere lo svolgimento della campagna. Ora, senza nulla togliere al valore storico di questa fonte, è palese come Sobieski abbia considerato l'azione condotta dalle sue truppe come quella risolutiva. Ma se chiediamo, anzi senza ma, se chiediamo all'uomo della strada quale sia stato l'episodio chiave dell'assedio di Vienna, ci sentiremo quasi senza dubbio rispondere che fu la carica della cavalleria polacca il 12 settembre. E del resto ci sono tutti gli ingredienti per fare di questo evento quello più noto e importante. Ci sono gli ussari alati che travolgono gli avversari, la cattura degli ingenti tesori dell'accampamento ottomano, un re addirittura alla testa delle truppe, mentre invece l'imperatore Leopoldo ci fa una pessima figura perché si trovava al sicuro prima a Passau e poi ancora più lontano a Linz. E poi anche altro ancora, però bisognerebbe riflettere che anche Sobieski, per quanto testimone oculare, ebbe, come del resto anche altri, una visione ristretta degli avvenimenti. Si può procedere, abbiamo la slide vero e falso, magari la slide ha un titolo un po' provocatorio, magari sarebbe stato più giusto intitolarla vero e verosimile, oppure magari verosimile e improbabile. Comunque ogni volta che mi trovo di fronte a dichiarazioni perentorie riguardo un episodio così lontano nel tempo, mi torna in mente la testimonianza di un cavaliere dell'ordine di Santo Stefano di Toscana che durante uno scontro contro gli ottomani in Grecia, pochi anni dopo le vicende viennesi, raccontava di essersi reso conto che il battaglione di fanteria col quale si trovava aggregato era stato attaccato dalla cavalleria e se ne rese conto solo alla fine del combattimento, perché trovandosi sul lato rimasto disimpegnato non si era accorto di niente e addirittura solo a tarda sera capì che la battaglia si era conclusa vittoriosamente. Insomma, per quanto può sembrare paradossale, Sobieski ha lasciato per forza un resoconto parziale dello scontro. Il fatto che in seguito la carica della cavalleria polacco-lituana sia diventato l'episodio più importante della liberazione di Vienna fu dovuto, si direbbe oggi, a un ufficio stampa migliore oppure senz'altro molto migliore a quello invece di Carlo V di Lorena, il cui Journal des Campagnes è stato meno considerato, specie negli anni più recenti. E la diffusione del resoconto di Sobieski giocò un ruolo importante per la divulgazione di quei fatti. Infatti, per molti anni, insieme a quella di Sobieski, un'altra fonte che riprendeva l'episodio della carica come l'episodio principale fu scritta da Johann Peter von Walcheren, era un avvocato austriaco che scrisse un breve diario pubblicato poi l'anno dopo a Bruxelles in un'edizione francese e in latino, a cui seguirono poi altre edizioni in tedesco, italiano, in inglese e anche in polacco. E il successo editoriale fu considerevole, altri resoconti furono stampati, ma si limitavano a plagiare i testi pubblicati da Walcheren o a produrre gli stessi con un altro titolo. Insomma, in pratica la fama di Sobieski iniziò a diffondersi già appena un anno dopo la liberazione di Vienna. E già in questi anni si diffondono notizie comunque non corrette. Proprio qui vediamo una stampa pubblicata in Italia che mostra Vienna assediata, però da ogni lato, con le trincee d'approccio e una anche linea di circonvallazione che segue i canoni classici della scienza militare del XVII secolo, ma si tratta di una immagine completamente sbagliata, non vera. Gli ottomani operarono in maniera invece molto più chirurgica, concentrando la pressione solo sul lato sud-ovest della città. E specialmente facendo delle trincee, cioè scavando trincee fino sotto alle mura, tra l'altro, fino ai bastioni, certamente. Per cercare di minarle. Vedremo poi in seguito gli aspetti tecnico-tattici dell'assedio da parte ottomana. Un'altra informazione scorretta che è circolata
riguarda l'inferiorità tecnica dell'esercito ottomano, e qui in questo dipinto ottocentesco addirittura vediamo dei soldati armati ancora di arco e frecce. È una rappresentazione si potrebbe dire iconica della barbarie asiatica orientale. Invece, almeno per quanto riguarda la fanteria, nel 1683 i moschetti ottomani erano più moderni della maggior parte di quelli degli alleati, perché avevano quasi la maggior parte avevano montato la pietra, il meccanismo a pietra, mentre quelli degli alleati erano ancora per lo più con quelli con moschetto a miccia. Sì, forse bisognerebbe ridimensionare, diciamo, da questo punto di vista, all'inverso diciamo, l'immaginario collettivo che viene dato all'esercito ottomano. Partiamo dal presupposto che all'epoca era l'esercito che tutti temevano, perché era enorme da un punto di vista proprio di effettivi, e ovviamente faceva paura. Cioè, faceva paura perché sembrava fosse proprio il migliore. Ed è forse proprio da questo momento che inizia a cambiare un po'. Diceva qualcuno all'inizio del secolo che la quantità ha una qualità tutta speciale, e certamente l'esercito del sultano poteva contare su effettivi considerevoli. Diciamo che già Montecuccoli, lo richiamiamo in causa, si era accorto che intrinsecamente c'erano delle debolezze che potevano essere sfruttate abilmente. Lo stesso altri scrittori militari contemporanei avevano individuato che l'invincibilità poteva essere messa in discussione. In ogni caso, no, scusami, finisci. No, dicevo, da un punto di vista tecnico, però non è che ci fosse un gap così enorme, anche se poi da un punto di vista tattico non c'è dubbio che esatto, gli occidentali fossero un gradino avanti. Un'altra comunque affermazione che viene fatta su molti testi, anche di storici autorevoli, è che uno degli errori di Kara Mustafa sia stato di non aver portato sotto Vienna un'artiglieria d'assedio considerevole, insomma avesse un'artiglieria inadeguata per l'assedio, e nel senso che i grandi calibri erano per lo più limitati ai mortai. E questo in effetti lo si può constatare, perché se vi recate a Vienna alla Neustadter Hof, alla Stammgasse, al numero 3 della Stammgasse, troviamo ancora nella facciata incorporato un proiettile da 79 libre sparato da un mortaio nel 1683. Vedremo comunque più avanti in dettaglio l'utilizzo dell'artiglieria e perché non c'erano grandi calibri. Vedremo appunto l'utilizzo a parte ottomana dell'artiglieria nell'assedio. Si può procedere, abbiamo qui 3 personaggi, ma a noi ci interessa quello centrale perché è collegato alla fonte coeva italiana, che questo non molto conosciuta come fonte, è quella di Odorico Frangipane. Era un friulano che accorse come volontario a Vienna quando si diffuse la notizia dell'offensiva ottomana. Come altri giovani aspiranti sperava di avere un posto di qualche reggimento, di ottenere un posto magari anche solo come alfiere in un reggimento, ma per sua sfortuna era un lontano parente di quel Fran Cristo Frankopan che vediamo al centro. Era un nobile croato che era stato condannato in Austria per cospirazione e giustiziato nel 1671 assieme agli altri capi politici croato-ungheresi. Il nostro Odorico era riuscito ad arrivare a Vienna prima che l'assedio iniziasse, ma quella parentela gli impedì di realizzare il suo progetto, e quindi in pratica trascorse tutto il periodo dell'assedio quasi come un recluso, guardato a vista perché sospettato di intelligenza con gli ottomani. Comunque quella forzata inattività gli consentì di raccogliere molte informazioni, non sempre esatte, sulla composizione dell'esercito assediante, lasciando anche un resoconto comunque verosimile, soprattutto sulle vicende che accaddero all'interno della città.
assediata. Si può procedere, andiamo agli anniversari dell'assedio, che sono anche questi, sono serviti per la riscoperta e la discussione sulle fonti delle testimonianze relative al secondo assedio di Vienna, mentre non ci sono grandi testimonianze nel primo anniversario, quello del 1783, un secolo dopo invece furono pubblicati soprattutto in Austria contributi basati su documentazione d'archivio e con tipico zelo positivista ottocentesco furono pubblicati importanti dati sullo scenario finanziario e sulle forze a disposizione degli imperiali. In particolare il Beitrage, che è il testo al centro, contiene una descrizione minuziosa di tutte le truppe imperiali alla vigilia della guerra. 100 anni dopo, nel 1983, sono apparsi con nuovi contributi, decisamente più critici rispetto a quelli di un secolo prima, e che furono pubblicati in contemporanea all'esposizione che i musei viennesi fecero fra agosto e settembre del 1983, con reperti originali, comprese le tende ottomane che erano state catturate, e portarono questi contributi alla luce nuove fonti dirette, fra cui quella di un testimone oculare, un viennese, il diario di Ignaz Reifenstuhl, che contiene una cronaca veramente giornaliera della difesa, esposta in uno stile che è quasi da giornalista di cronaca. L'anniversario dei 300 anni contribuì anche alla conoscenza delle due principali fonti ottomane, che sono quella del Silitar Tarihi, cioè la cronaca dello scudiero, e il Vekai Bech. Questa si suppone sia scritta da un ufficiale, da un anonimo maestro di cerimonie alla corte ottomana che fu presente almeno alla fase iniziale della campagna, mentre questa fonte contiene conoscenze di prima mano relative anche a comprendere dettagli utili su certi retroscena. La fonte invece quella del Silitar fu scritta da un Agat al-Findikili Mehmed, e anche questa contiene dettagli molto interessanti, ma anche soprattutto sull'aspetto politico del contesto e dello scenario che esisteva all'interno del comando ottomano. Per quanto questa fonte sia decisamente contraria e non sia molto lusinghiera nei confronti di Kara Mustafa, riferisce che in effetti gli ulema ottomani si erano dichiarati a sfavore della guerra. A questo proposito avevano emesso una fatua. Tuttavia un Gran Visir l'avrebbe ignorata e convinse il sultano a procedere con una campagna militare contro gli austriaci. Sono fonti tanto uniche quanto importanti, perché considerando che i comandanti ottomani non disponevano di una segreteria da campo e quindi non esisteva una produzione di documenti paragonabile a quelli che invece sono stati fatti in campo avversario, rende la storia, questa assenza rende del resto la storia militare ottomana un argomento spesso abbastanza enigmatico. Proseguiamo con gli anniversari, vediamo alcuni giornali austriaci del 1983, ci fu un clima di grande aspettativa per la celebrazione dei 300 anni, e uscirono infatti una moltitudine di articoli che alcuni approfondivano anche aspetti specifici dell'assedio e mettevano in luce le lacune della storiografia ufficiale e riaprivano quindi il dibattito fra gli storici. Notare in alto a sinistra il quotidiano di Furche, che faceva notare come a Vienna ancora nel 1983 non esisteva un monumento dedicato a Jan Sobieski. E questo è un titolo che assume un significato ambivalente, perché da un lato si chiedeva una riparazione postuma a questa grave dimenticanza, ma dall'altro si mostra che almeno in passato non si era attribuito un ruolo così decisivo al contributo polacco. Almeno io
tenderei a leggerla a questa maniera. Per quanto, se posso dire, però, subito dopo, qualche anno, diciamo, nel 1690, era stata però, diciamo, nominata una nuova costellazione con il nome dello scudo di Sobieski. Quindi insomma, come dire, diciamo che se ancora non c'era qualche monumento materiale dedicato a Sobieski, ancora a quell'epoca, però non diciamo credo sia stato un astronomo austriaco. Sì, esattamente. Helvius, se non ricordo male, però credo di aver detto bene il nome, ma non ne sono sicuro. Però ciononostante è interessante, perché se voi avete notato nella pagina iniziale, diciamo, di questa presentazione, c'è il famoso ritratto equestre di Sobieski, sormontato ovviamente da un angelo, un putto che tiene lo scudo. Ecco, quello fondamentalmente è una rappresentazione anche della costellazione che nel 1690 porterà insomma il suo nome. Vedi con me, concordi con me che l'ufficio stampa di Sobieski era molto preparato. Direi proprio di sì. In più c'erano anche tanti interessi in gioco che vedremo tra poco, però è molto interessante anche questa cosa. La potrete tra l'altro vedere almeno nelle carte astronomiche, perché sinceramente non sono un astronomo, quindi non so esattamente se si può vedere, diciamo, ad occhio nudo, però credo che stia, se non ricordo male, tra la costellazione dell'Aquila e la costellazione, se non ricordo male, dello Fiuco e il Sagittario. Quindi insomma è in quella zona. Quindi la vediamo bene d'estate, allora. Esatto. Prego Bruno. Bene, Adesso allora, cambio. Possiamo andare avanti. Adesso entriamo finalmente nell'aspetto della materia viva della nostra chiacchierata, lo scenario geopolitico e strategico alla vigilia della guerra, e vediamo nella cartina i confini fra i territori degli Asburgo e l'impero ottomano. Lo scenario mostra il grande Salingrigio, vediamo il grande saliente che formava questo triangolo largo alla base più di 300 chilometri ed esteso per altrettanti chilometri verso nord, e riduceva l'Ungheria reale, cioè l'Ungheria governata dagli Asburgo, a una sottile striscia di territorio. Non sempre viene ricordato il fatto che ampie zone del confine si trovavano sotto una doppia sovranità, cioè sia austriaca che ottomana. Inoltre la parte orientale dell'Ungheria nel 1682 si trovava di fatto sotto il controllo del partito protestante dei Koruz, partito dei protestanti ungheresi. Per la cronaca, Koruz vuol dire crociato, che era sostenuto da Istanbul e ovviamente anche dalla Francia, in opposizione agli Asburgo. Esistevano quindi 3 diverse realtà politiche in Ungheria, con una ulteriore quarta realtà ungherese, se consideriamo il Principato di Transilvania, che era un tributario degli imperi ottomani al pari della Moldavia e della Valacchia, che erano quindi, insieme alla Transilvania, 3 stati cristiani che militavano dalla parte ottomana. Gli austriaci contro questo saliente avevano eretto fortezze moderne sul confine. Le più importanti erano Ershekuivar, Komaron e Győr, che costituivano il fulcro difensivo lungo la valle del Danubio, e con un certo ottimismo a Vienna si considerava questa linea di fortezze come sufficiente a scongiurare un'offensiva ottomana contro i territori austriaci, che, se guardiamo, si trovavano al confine a meno di 50 km. In più, a consolidare le loro certezze, esisteva l'accordo siglato a Vácsvar nel 1663, che garantiva 20 anni di armistizio, badate bene, non pace ma armistizio, perché non si poteva fare, per il sultano non poteva fare la pace contro un avversario cristiano, e lo stesso l'imperatore non poteva fare la pace contro quello che era il nemico ereditario, lo chiamavano l'Erbfeind
di Casa d'Austria. Pertanto nel 1680, quando le relazioni fra l'imperatore e il sultano si stavano deteriorando, si considerava che c'erano ancora 4 anni di tregua, e in effetti la maggiore preoccupazione per gli Asburgo in quegli anni era il confine renano in Germania, dove Luigi XIV non frenava le sue ambizioni espansionistiche attraverso le Chambre de Réunion, e minacciava di incorporare ampi territori dell'impero, e contemporaneamente cercava di portare dalla propria parte molti stati tedeschi, cosa che gli era riuscita più volte in passato. Questo fragile equilibrio di confine in Ungheria crolla alla fine del 1681, quando Istanbul, che sosteneva i Coruz, i crociati, facendo seguito quindi al minacciato intervento a sostegno dei calvinisti dell'Alta Ungheria, il 9 gennaio del 1682 riconosce ufficialmente il principe Imre Thököly come legittimo sovrano dell'Ungheria reale. La questione ovviamente provoca grande sconcerto a Vienna, ma la diplomazia asburgica ritiene possibile raggiungere un accordo e invia una delegazione a Istanbul per rinnovare l'armistizio, ma il 9 giugno il Gran Visir respinge ogni proposta e il 6 agosto dichiara formalmente guerra all'imperatore. Andiamo a vedere allora uno degli attori, uno dei personaggi di questo dramma, il personaggio chiave, almeno da un punto di vista del pretesto, Thököly Imre, come giustamente si dovrebbe dire, in quanto gli ungheresi mettono prima il cognome e poi il nome. È il giovane intraprendente capo dei protestanti ungheresi, era diventato leader del partito dei Coruz nel 1675. 5 anni prima era iniziato un aspro confronto fra i ribelli ungheresi e l'imperatore. I ribelli chiedevano l'autonomia completa dell'Ungheria, con ovviamente l'appoggio della Porta e della Francia. Un primo complotto era stato sventato proprio nel 1670, da cui l'esecuzione dei capi della rivolta, compreso quel Frankopan che abbiamo visto in precedenza. Dopo alcuni atti dimostrativi dei ribelli, il confronto poi si era trasformato in una guerriglia molto insidiosa, e Vienna aveva reagito con molta durezza, e l'imperatore era stato consigliato poco saggiamente per le misure repressive che furono messe in atto. Il trattamento riservato alle comunità accusate di aver appoggiato i ribelli fu a dir poco brutale. La popolazione dell'Alta Ungheria, in maggioranza calvinista, fu perseguitata con una ferocia paragonabile a quella che si era vista durante la guerra dei 30 anni, e il clero protestante ungherese era stato incarcerato, e a molti di questi addirittura erano stati ceduti all'ordine di Malta e impiegati al remo delle galere. La notizia era arrivata in Olanda, aveva suscitato l'indignazione del principe Guglielmo d'Orange, che in quegli anni era alleato dell'imperatore nella guerra contro la Francia, e naturalmente anche dei principi protestanti tedeschi. Dopo il 1675 la guerriglia si trasforma, per iniziativa di Thököly, in un vero e proprio conflitto, e questo conflitto sottrasse risorse importanti a Vienna che altrimenti sarebbero state utili nella guerra contro Luigi XIV, che si stava svolgendo proprio in quegli stessi anni. I ribelli, sotto la guida di Thököly, che si era rivelato un capo militare di primo ordine, riusciva a colpire, agendo dalle basi in Transilvania e dalla città di Debrecen, che si trovava sotto la doppia sovranità ottomana e transilvana, quindi era in grado di eludere le contromisure dei generali dell'imperatore, che non potevano colpire in un territorio formalmente neutrale. La guerra era quindi continuata senza interruzione fino a novembre del 1680, quando era stata siglata una tregua molto instabile. In quella data il partito Coruz era ormai padrone di tutta l'Ungheria orientale, e possedeva un vero e proprio esercito che comprendeva mercenari transilvani, bosniaci, serbi e perfino polacchi.
l'obiettivo di Tököly era di impadronirsi di Pressburg, perché poi sarebbe la Pozsony degli ungheresi, la Bratislava dei giorni nostri, che all'epoca era la sede del Parlamento ungherese, e farsi proclamare sovrano dell'Ungheria. Insomma, la guerra fra gli Asburgo e l'impero ottomano ha come pretesto la libertà politica e religiosa dei protestanti ungheresi. Tutta la questione avrebbe poi lasciato un segno indelebile nella coscienza dell'imperatore Leopoldo e avrebbe accresciuto la sua ostilità verso i calvinisti e verso tutti gli ungheresi. Anni dopo, nel 1703, quando un'altra grande sollevazione ungherese iniziò sotto Ferenc Rákóczi, alla richiesta dei suoi consiglieri di intervenire a sostegno della fazione locale ancora fedele a Vienna, Leopoldo rispose: lasciate che i cani si sbranino fra loro. La dice lunga sulla simpatia che portava verso gli ungheresi. Si può procedere, entriamo ancora di più dentro l'argomento, vediamo l'esercito imperiale, vediamo alcuni numeri. L'esercito dell'imperatore aveva dovuto diminuire considerevolmente il proprio numero, perché dopo la guerra contro la Francia, la guerra franco-olandese, i debiti accumulati non consentivano di mantenere più di quel numero di truppe, e fra l'altro più della metà di queste si trovavano dislocate sul confine renano, perché costituivano un corpo di osservazione schierato a contrapporsi alle mire espansionistiche della Francia in quella regione. E va poi detto che alla vigilia di quella guerra c'era più di un elemento di incertezza sul futuro della campagna, perché il comandante in capo, il duca Carlo V di Lorena, era stato uno dei candidati all'elezione a re di Polonia nel 1674, proprio in opposizione a Jan Sobieski. E in quel momento, in quegli anni, nel 1682, Vienna aveva iniziato la trattativa per ricevere un aiuto militare di grandi proporzioni. Procediamo pure, vediamo quelli che erano i numeri degli ausiliari e degli alleati che inviarono proprie truppe alla coalizione anti-ottomana. Spicca fra quelle costituite dai principi dell'impero quella dell'elettore di Sassonia, che fu la più numerosa, seguita da quella dell'elettore di Baviera, poi altri principi minori come il vescovo di Würzburg e Bamberg e il principe vescovo di Münster, che mandarono contingenti decisamente meno numerosi. Ma attenzione, questo soccorso non scaturiva da sentimenti di solidarietà e tutti quegli aiuti furono pagati a caro prezzo, sia in denaro che a prezzi politici. L'elettore di Baviera ricevette oltre al denaro la conferma della sovranità sull'Alto Palatinato, che gli era contestata dall'altro elettore Wittelsbach, l'elettore del Palatinato, e comunque a suo merito va detto che Massimiliano di Baviera aggiunse di tasca propria 1000 soldati. Denaro e concessioni politiche vennero accordate anche all'elettore di Sassona, che appunto abbiamo visto fu quello che inviò il maggior numero di soldati. In cambio dell'invio delle truppe all'armata di soccorso, il Brandeburgo chiese all'imperatore la protezione dei protestanti ungheresi. La risposta negativa di Leopoldo I ritardò di 3 anni la partecipazione del Brandeburgo alla guerra contro gli ottomani. E quindi è evidente come muoversi in quel contesto non fosse poi così agevole per l'imperatore, che aveva davvero tante grane da risolvere. Per quanto riguarda le truppe noleggiate in Polonia e Lituania, l'imperatore si era impegnato a pagare la somma di 360.000 fiorini, oltre ad altri 70.000 concessi come regalie ai consiglieri polacco-lituani.
L'artefice dell'accordo è quel signore ritratto a sinistra, è il cardinale Francesco Buonvisi, era stato legato papale a Cracovia e fu lui diciamo, a guidare e a permettere che si concretizzasse l'alleanza fra Vienna e la Polonia, e anticipò di tasca propria più della metà della somma che fu pagata alla corona polacca. Sì, io vorrei aggiungere una cosa, dato che hai parlato appunto del Bonvisi, perché il Bonvisi agiva anche per conto di un altro personaggio, specialmente in questo momento legato a Passavia, alle vicende più diplomatiche da questo punto di vista con Leopoldo I, cioè il Papa. Il Papa è Innocenzo XI Odescalchi. Tra l'altro è interessante notare, io lo stavo notando proprio dai due stemmi che sormontano la figura del Bonvisi, da una parte quello a destra ovviamente è lo stemma proprio, a questo punto non so neanche se sia quello cardinalizio, perché in realtà quello che vedo il galero, cioè il cappello, che potrebbe essere sia cardinalizio che vescovile in questo caso, lì bisognerebbe vedere se nell'originale ha il cappello o verde come vescovo o in questo caso rosso con 30 nappe, giusto per darvi qualche lezione di araldica cardinalizio papale, per segnare appunto che è un cardinale. Inoltre mi pare di vedere sì, c'è una croce, però non credo che sia la croce, anche se non so se la vedete, da arcivescovo. Però a prescindere da penso anch'io che fosse già cardinale in quel ritratto. Ok, perfetto. Forse perché è un po' tagliata l'immagine, ma non c'è problema. Dall'altra parte invece vedete che lo stemma papale è quello degli Odescalchi, e in questo caso di Innocenzo XI, che fu tra l'altro uno dei fautori oltretutto delle cosiddette riforme innocenziane, che videro anche una riforma interna della Chiesa, anche a discapito di determinate, diciamo, istituzioni come ad esempio la stessa Inquisizione romana dell'epoca, e anche per merito di un altro cardinale che è Giovan Battista De Luca. Ma a prescindere da questo discorso, l'importanza del Bonvisi e di Innocenzo XI sta anche nel fatto che ha ricordato in qualche modo il Re Sole, Luigi XIV, che è un cattolico e che forse dovrebbe non tanto pensare a livello geopolitico, se vogliamo utilizzare termini odierni, del notare come il nemico del mio nemico è mio amico, in questo caso dalla parte dei turchi, ma capire che essendo lui un cattolico, in qualche modo è legato alla Chiesa. Poi lasciamo perdere che le riforme interne di Luigi XIV, diciamo che con la Chiesa Cattolica andarono a creare anche delle tensioni, come tu mi insegni e ben sai, Bruno, però in maniera permise questo dialogo, diciamo, anche con Papa Innocenzo XI, di far sì che Luigi XIV mandasse anche una piccola flottiglia a disturbare Algeri, da questo, ecco, grazie, e quindi l'impero ottomano. Non era certo per correggerti, era soltanto una riflessione. Grazie a te. Prego. Sì, in ultimo vediamo il contingente polacco, sul quale non persistono certe incertezze sulla sua consistenza, comunque più o meno attorno ai numeri che vediamo, anche perché spesso venivano conteggiati quelli che erano i contingenti al seguito, comprendenti servizi, anche servitori, perché gli aristocratici polacchi si portavano dietro un grande stuolo di servitori al loro seguito. Vediamo infatti nella slide successiva riassunto alcune immagini sull'esercito polacco-lituano, che sotto molti aspetti assomigliava più a quello ottomano e a quello dei suoi alleati tedeschi. Comprendeva soprattutto cavalleria, era
da un punto di vista dell'aliquota in percentuale era formato quasi dal 40% da truppe a cavallo e soltanto dal rimanente da fanteria e artiglieria, che lo avvicina come proporzioni in effetti a quello ottomano. Inoltre era la frammentazione del potere in Polonia, si traduceva in una frammentazione anche militare, e esistevano dei veri e propri signori della guerra che coincidevano quasi sempre nei governatori delle province di quel vasto stato, e fra questi vediamo anche Lubomirski, il signore più a destra, che privatamente negoziò il noleggio di un contingente di cavalleria di 3.000 uomini, ricevendo la somma record davvero di 150.000 fiorini dall'imperatore. Va detto che il costo era particolarmente alto, anche perché il contratto prevedeva 3 anni di servizio con l'imperatore. Comunque, quando si parla di polacco-lituani bisogna poi ricordarci che in effetti il loro numero sale per effetto anche di questo gruppo che faceva parte di una trattativa fra privati. E l'altro personaggio che vediamo è Jablonowski, che era il comandante in seconda del contingente che Jan Sobieski iniziò a raccogliere subito dopo la firma dell'accordo con l'imperatore. Siamo alla fine del 1682. Vediamo l'ultimo attore della vicenda, la successiva, ed è ovviamente l'esercito assediante, l'esercito ottomano. Era quella ottomana un'organizzazione molto sofisticata. Vediamo nello schema che se avete la voglia di interpretare, lo possiamo comunque riassumere in un esercito formato da 3 grandi categorie. Una, quella formata dalle truppe permanenti, che sono quelle a destra, che comprendeva i reparti dei giannizzeri, altri reparti di specialisti, la cavalleria, l'artiglieria, e anche in basso i servizi logistici, rappresentati dai Sacca, erano quelli che portavano l'acqua e rifornivano d'acqua i soldati in campagna, perché, come ben sapete, per le abluzioni, non solo per quelle, ovviamente per questioni logistiche, gli ottomani i soldati ottomani dell'esercito permanente erano serviti sontuosamente in ogni occasione. Poi c'era una parte che vediamo nel riquadro a sinistra, che comprendeva le truppe semipermanenti. Si possano paragonare, se si vuole fare un paragone un po' ardito, ma tutto sommato non così campato per aria, all'Anver della Prussia napoleonica, cioè dei riservisti, ma dei riservisti che prestavano comunque un servizio non irregolare. E infine c'erano poi i contingenti che appartenevano alle province in cui era diviso l'impero, che venivano reclutati su base personale dai governatori, via via a scendere dal più grande al più piccolo. I più grandi ovviamente erano i Beylerbey e i Pascià, fino agli Timar e gli Ziamet, che erano i possessori di piccoli distretti, governatori di piccoli villaggi o piccole aree, che a loro volta erano chiamati a prestare servizio militare. Infine si possono considerare quelli nel riquadro, anche questo a sinistra, gli ausiliari, che erano i tatari, e ovviamente quelli nell'Europa comprendevano anche valacchi, moldavi e transilvani, che però portavano un contributo numerico un po' più limitato. Non si trattava sempre di contingenti fidati. Guardiamo quelli che sono i numeri, e stabilire l'entità numerica degli eserciti ottomani è una delle sfide più ardue per ogni storico. Questo era dovuto a diversi fattori, e
anche se quando confrontiamo i dati ufficiali diventa difficile stabilire quanti effettivamente fossero gli iscritti come forza combattente oppure si trattasse di membri onorari, perché ad esempio lo stesso Gran Visire e il Sultano erano iscritti come appartenenti al corpo dei Giannizzeri. Lo stesso comando imperiale, naturalmente, e il duca Carlo V di Lorena cercò di ricavare un quadro della situazione, di ottenere informazioni sulla forza numerica dell'esercito avversario. Nell'agosto del 1683, quindi già in piena fase di assedio, furono interrogati due contadini austriaci che avevano lavorato per gli ottomani e un aga che era stato invece catturato. Poi il duca ricevette altre informazioni dagli abitanti dei paesi vicini a Vienna e da un cosacco cattolico, questo dicono le cronache, e anche da un soldato che si era dichiarato un disertore tedesco dell'esercito ottomano, ma che in seguito si rivelò essere un ebreo italiano. Bello vedere quanta tipo di popolazioni e quanto tipo di storie personali emergono dalle cronache di quei fatti, quanto sono veramente, non diciamo confuse, ma complesse le dinamiche di quegli anni. Le loro informazioni furono tutte vagliate e confrontate, ma le dimensioni dell'esercito nemico, l'esercito ottomano, rimasero sempre incerte. Fra l'altro, fra gli aspetti enigmatici di tutta la vicenda in campo ottomano c'è anche il dubbio su quando effettivamente Kara Mustafa abbia maturato il piano di assediare Vienna. È possibile che abbia tenuto nascosto l'idea già dal primo consiglio avvenuto a Istanbul nell'agosto del 1682, altri dubbi persistono sul fatto che egli abbia davvero nascosto il progetto al sultano. Era comunque impensabile che il Gran Visir trasgredisse a un divieto formale, ma Kara Mustafa in effetti era ovvio e sapeva bene che in caso di sconfitta era in gioco la sua testa, ma pensava che se l'assedio fosse andato bene avrebbe portato in dono al sultano l'inestimabile mela d'oro promessa dai vaticini che circolavano in quegli anni. Comunque, secondo alcuni resoconti risalenti ai primi giorni dell'assedio, il sultano Mehmed IV era venuto a conoscenza della decisione del suo Gran Visir di assediare Vienna e espresse il proprio disappunto. Secondo probabilmente il vero ispiratore della conquista di Vienna fu il consigliere spirituale di Kara Mehmed, un tal Mehmed Vani Efendi, che sembrava avere grande ascendenza sul Gran Visire e lo accompagnava costantemente. Comunque, se i numeri all'incirca parlano di un contingente ottomano che è stato ricostruito dagli storici negli ultimi anni fra 150.000 e 120.000 soldati e ausiliari, che li vediamo rappresentati da quelli che erano i servizi del genio, gli scavatori e tutto quello che era l'apparato logistico a seguito di un grande esercito. Improvvisamente, non molti anni fa, già nei primi anni dopo il 2000, colpo di scena, puoi procedere, colpo di scena, e vediamo qual è, emergono nuove informazioni dagli archivi. E quindi vediamo che dalla Biblioteca Nazionale di Francia. Bene, direi che il bello della diretta probabilmente ha sbagliato tasto, ma credo che ci raggiungerà. Leggo con voi a questo punto, poi verrà commentato direttamente da Bruno Bugnai
questo documento anonimo francese trasmesso a Parigi prima dell'arrivo dell'armata ottomana a Vienna, e descrive il transito delle truppe ottomane e del personale al seguito. Il documento è datato 12 luglio e riporta un totale di ben 320.000 uomini. Dunque, nel frattempo contatto il nostro amico, ecco, che ci ha appena raggiunto. È veramente imperdonabile, ma la caduta della linea. No, ma figuriamoci, bello della diretta. Anzi, infatti ho detto la stessa cosa e ho, diciamo, leggermente iniziato a leggere e commentare il fatto che... Bravissimo, puoi continuare. Questo documento, no, è che pone in essere il fatto che ci siano 320.000 uomini all'interno dell'esercito ottomano. La mobilitazione avrebbe portato a un totale stratosferico veramente per quegli anni, di 320.000 uomini. Ora, naturalmente, anche in questo caso bisognerebbe tener presente che in buona parte si trattava di personale al seguito, personale logistico, che in certi casi poteva arrivare anche al 25-30% del totale. Però va detto che se da un punto di vista organizzativo lo sforzo sostenuto dall'impero ottomano e gestito da Kara Mustafa fu decisamente consistente. E un'altra informazione, questa già più nota, non recente come la precedente, sembra quasi si avvicina a quella del provveditore veneziano Leonardo Foscolo, che aveva informato il proprio governo, e la fonte è nell'archivio di Stato di Venezia, che alla fine il Gran Visir aveva mobilitato quasi 400.000 uomini per la campagna contro l'Austria. Purtroppo, come tante cose della storia militare ottomana, come ho detto prima, rimangono un enigma. Ma sai, se volessimo giustificare un po' queste cifre, stiamo parlando certo di un esercito imponente, ma che doveva affrontare una serie di territori come appunto quelli asburgici, che comunque sarebbero stati difesi. Sì, è vero, hai detto una cosa molto giusta. E tra l'altro Vienna era praticamente forse il primo tassello, il primo scoglio evidentemente da superare. No, in effetti hai detto giustamente che era necessario disporre di un numero consistente di truppe per bloccare le fortezze sul confine, quelle Komaron, soprattutto Komaron, Erceko, Var-Dior, quelle più prossime a Vienna, che potevano costituire un problema per le linee di comunicazione. In effetti ci sono notizie di una parte consistente, qualcuno dice 40.000, chi dice anche di più, uomini destinati a bloccare e a isolare le fortezze ungheresi ancora in possesso degli Asburgo. Ma se posso aggiungere, oltretutto, io credo anche che da questo punto di vista lo stesso Sobieski avesse un po' subodorato il grande pericolo. Ricordiamoci che anni prima c'è stata la guerra dei 30 anni e ovviamente la Germania era stata pressoché devastata. Se ovviamente fossero penetrati i turchi dopo Vienna, la deriva sarebbe stata forse peggiore e avrebbero probabilmente annesso una buona fetta di quei territori. Che dici? Ho la sensazione che con la conquista di Vienna l'impero ottomano si sarebbe affermato. Penso che già anni prima avesse comunque esaurito la sua spinta espansionistica. I grandi imperi, lo abbiamo visto, a un certo punto, oltre una certa dimensione non ce la fanno andare. Certo che da un punto di vista politico complessivo avrebbe cambiato molte cose nella storia d'Europa, però l'ascesa dell'impero era ormai arrivata allo zenith. Su una cosa hai fatto notare che Sobieski era fresco di esperienze di guerra contro gli ottomani, aveva combattuto contro l'impero fino al 1679, nella guerra in Ucraina e quella che si conclude
con l'assedio di Kamenets, ma fra l'altro non fruttuoso per i polacchi, quindi era senz'altro a conoscenza soprattutto di una caratteristica degli ottomani, cioè la loro abilità a dissimulare. Erano davvero dei maestri ante litteram della disinformazia e facevano circolare loro stessi cifre sbagliate per trarre in inganno. Fra l'altro uno dei diplomatici austriaci che si era recato a Istanbul nel giugno del 1682 per rinnovare l'armistizio, gli fu consentito di accompagnare il Gran Visir durante la marcia verso l'Ungheria e gli fu anche lasciato facoltà di inviare dispacci a Vienna, proprio con lo scopo mirato di inviare informazioni spesso manipolate e costruite ad arte dagli ottomani per confondere veramente gli avversari sul reale numero di combattenti. Questo è veramente molto molto interessante, perché di fatto forse un po' si riferivano a quando, diciamo, c'era l'epoca dei persiani, no? La famosa frase i nostri eserciti, se hanno sete, praticamente prosciugheranno i laghi. Però la mia domanda, e questa forse un po' provocatoria che ti faccio, Bruno, è: con così tanti effettivi, il sistema logistico, cioè, non andava poi ad essere un problema anche abbastanza grosso per mantenere un così gran numero di soldati? Tra parentesi, anche, diciamo, dalla parte della Lega Santa, non avevano anche lì un po' subodolato dicendo no, ma forse queste cifre non sono esattissime anche da un punto di vista, ripeto, logistico, cioè come fanno a mantenere così tante persone? Allora, non c'è dubbio che ci fosse la conoscenza di quanto venissero diffuse notizie false, perché tanto in guerra ogni fonte non è mai certa, e tanto più una fonte che viene dal nemico. Non è comunque, non si deve comunque dimenticare che il sistema logistico ottomano era estremamente efficiente e lungo tutta la direttrice di marcia, che era quella che da Istanbul arrivava prima a Edirne, poi a Belgrado, quindi a Buda e poi sul confine, esisteva una rete di magazzini che lo stesso diplomatico austriaco gli aveva informato, cioè, guardate, gli stanno rifornendo veramente a dismisura, e quindi c'è da aspettarsi che si tratti di una mobilitazione di grandi dimensioni. Ripeto, purtroppo i numeri esatti credo non li sapremo mai, ma è certo che si trattò dello sforzo più considerevole nella storia dell'esercito ottomano. Niente di paragonabile a nessun altro episodio della loro storia. Naturalmente vediamo che i numeri vengono ingigantiti proprio dall'imponente apparato logistico che avevano al seguito dell'esercito. Immaginiamoci poi anche lo stuolo di greggi, di ovini al seguito per sfamare i giannizzeri al quali non veniva distribuito un vitto da campagna, ma ricevevano lo stesso vitto che ricevevano nelle caserme. Questo secondo gli statuti del corpo, così come tutti gli altri soldati dell'esercito permanente. Per quanto comunque riguarda i numeri, se non ci sono altre domande, è circolato andiamo pure alla prossima slide, è circolato per qualche tempo un alone di mistero su quella che era il numero dei difensori, ma in realtà basta accedere ai documenti dai rapporti del comandante Starhemberg, e che all'inizio dell'assedio ci mostra che a sua disposizione dentro Vienna aveva 23.500 uomini, di cui 14.163 erano truppe regolari e gli altri tutta una serie di milizie più o meno
addestrate in maniera soddisfacente, fino alle compagnie reclutate dalle corporazioni di mestiere, le tre più importanti, quella dei macellai, quella dei fornai e quella dei calzolai di Vienna, assieme al battaglione universitario della città e anche a quello dei servitori di corte, gli Hofdienste, che reclutarono 960 uomini. Curioso che la milizia scelta cittadina mise in campo una sola compagnia di 200 uomini, ma c'era però un corpo semi-militare, la Wiener Stadtguardia, che era una guardia civica stabile, permanente, con 1500 soldati, comandata, notate, da un italiano, il Ferdinando Domenico degli Ubizzi, una famiglia di origine dell'Italia centrale, forse probabilmente ferrarese, arrivato a Vienna quasi certamente assieme a Montecuccoli. Questi numeri non ci devono far dimenticare, pur essendo numeri esigui, che all'interno di Vienna rimasero comunque altre quasi approssimativamente fra le 80.000 e i 100.000 abitanti, ai quali erano anche da tenere presente quelli fuggiti dalle campagne, che erano bocche da sfamare. Quindi il problema principale negli assedi non era tanto il numero della guarnigione, quanto la consistenza delle scorte e soprattutto la paura di un'epidemia, cosa che nella città si verificò durante i 2 mesi d'assedio, che comunque sì, perché fu tenuta sufficientemente a bada grazie alle misure sanitarie che Starhemberg fu abile a far attuare. No, anche perché, se non ricordo male, insomma, perdonate, però la città, ma non solo la città, perché anche sul campo turco, diciamo, c'era una certa epidemia di dissenteria abbastanza cogente, quindi bene o male bisognava anche lì cercare di bloccare sul nascere quanto più possibile il tutto, perché se non morivi per le armi, morivi poi per la dissenteria, e ovviamente la mancanza d'acqua nel corpo è una causa molto deleteria e ovviamente porta a spirare. Sì, l'odore degli assedi, ne parlano diffusamente le cronache di quegli anni. C'erano 2 odori dominanti: il primo era l'odore dell'esplosione della polvere da sparo, il secondo ve lo lascio indovinare. Comunque, passiamo senz'altro alla slide successiva. Parliamo delle tecniche d'assedio, delle tecniche a confronto. Complessivamente possiamo parlare di 3 fasi distinte dell'assedio. Il primo coincide con l'inizio delle operazioni e la scelta delle direttrici dell'attacco, che occupa le prime 3 settimane dopo il 15 luglio, è il giorno in cui gli ottomani piantano le tende attorno alla città. Segue poi la fase degli approcci, delle trincee che si dirigono contro i bastioni di Löbel e del Burg, che vediamo lì indicati, e contemporaneamente anche la guerra di mina, la guerra sotterranea, e questa fase, la seconda, dura fino al suo punto culminante al 10 di agosto, per poi aumentare di intensità fino ai primi giorni del mese seguente, infine con la terza fase e lo scontro finale del 12 settembre. Anche sulle questioni della tecnica e delle tattiche ottomane ci sono giudizi non univoci. Il giudizio di Luigi Ferdinando Marsigli: secondo lui le trincee degli ottomani non proteggevano adeguatamente i soldati e gli operai dal fuoco dei difensori, e ciò avveniva soprattutto a causa della cattiva direzione dei lavori da parte degli ufficiali ottomani. D'altro canto, che fosse merito degli ingegneri ottomani o meno, gli ufficiali alleati che ispezionarono le trincee dopo la battaglia del 12 settembre invece lodarono il lavoro degli assedianti e misero in luce che, nonostante
l'apparente complessità e il disordine con cui le trincee erano state scavate, il sistema di accessi e le parallele si adattavano molto bene al terreno di fronte ai bastioni di Vienna. In effetti le sortite dei difensori furono sempre ostacolate non solo dal terreno che era diventato soffice per gli scavi che avvenivano sottoterra, ma soprattutto erano ostacolate dalla fitta rete delle trincee, che questa tecnica era del resto stata messa a punto con una certa efficacia a Creta 15 anni prima. Durante l'assedio alla città di Candia, per 3 anni hanno 3 anni di tempo gli ottomani per mettere a punto la loro tecnica d'assedio, mentre invece a Vienna in soli 2 mesi arrivano a minacciare i bastioni in maniera veramente importante, si può dire, in maniera quasi decisiva. Questo va a tutto onore dei difensori di Candia, che furono in grado di trovare contromisure in grado di prolungare la resistenza così a lungo, cosa che invece a Vienna non furono in grado di mettere in pratica. Si arriva comunque, abbiamo detto, alla metà di agosto, diciamo, al periodo cruciale, perché a quel punto le perdite ottomane dovevano essere già molto elevate. Infatti dopo quella data gli assalti diminuiscono di intensità, si fanno più radi, pur non interrompendosi. E da quella data entrambe le parti comunque continuarono a ingaggiare ogni giorno duelli di moschetteria, e poi il fuoco durava fino al tramonto. Insieme alla fanteria, la guarnigione, l'assedio, il dispositivo d'assedio ottomano continuava a bersagliare le difese con l'artiglieria da campo, cioè i cannoni di calibro leggero, perché avevano messo a punto già a Candia, si erano accorti che il tiro ravvicinato a poca distanza dei cannoni, anche non di grosso calibro, causava gravi danni alle difese. Infatti la guarnigione imperiale si accorse rapidamente quali erano le armi più letali. In diversi punti le mura dei bastioni erano rinforzati con pietra, e quando questa veniva colpita da una palla di cannone, la roccia si frantumava in schegge taglienti che causavano ferite terribili ai difensori. E questa, fra l'altro, fu anche la causa della ferita che fu ricevuta da Starhemberg, che abbiamo visto nella slide precedente, diresse il resto dell'assedio portato su una sedia. Quando poi sopraggiungeva la notte, i mortai continuavano a bombardare l'abitato senza sosta. Il 23 agosto riprendono gli assalti con rinnovata energia, e anche il 23 agosto riescono gli ottomani a piazzare una batteria a breve distanza dalle difese degli assedianti, e finalmente si impadroniscono della controscarpa del Rivellino, che era situato tra i bastioni di Burg e dell'Öbel. È un successo comunque che viene pagato a costo elevatissimo, e questo provocò un nuovo rallentamento dei combattimenti, che però si intensificarono nella guerra sotterranea. All'inizio di settembre le difese di Vienna erano ormai entrate nella fase più critica, e gli ottomani riuscivano a dominare i bastioni già da una posizione più elevata, perché era stato ormai accumulato un enorme quantitativo di terra che sovrastava i bastioni esterni, e ogni notte centinaia di soldati e ingegneri continuavano a spalare terra nel fossato che era stato scavato dai difensori. E la pressione continuò per altri 12 giorni, nonostante che dalla fine d'agosto i proiettili della polvere da sparo stavano già iniziando
a diminuire. Il 3 settembre gli assalti ricominciarono con una certa violenza, ma continuarono anche questi a ottenere risultati non soddisfacenti. Poi l'esplosione di una mina sotto il bastione di Löbel consentì agli assedianti di occupare un'altra posizione dominante nel settore, e lì si trincerarono immediatamente. Fu una giornata cruciale perché nella notte riuscirono a trascinare cannoni e perfino mortai per colpire a distanza ravvicinatissima davvero l'antistante bastione di Burg. Il giorno successivo un'altra grande mina esplose sotto il bastione e immediatamente dopo fra 3.000 e 4.000 uomini assaltarono il parapetto esterno e presero possesso della cosiddetta strada coperta del bastione e riuscirono a piantare le insegne su quella posizione. Gli imperiali reagirono con un intenso fuoco di fianco di moschetteria e anche dell'artiglieria, e le perdite che riuscirono a infliggere agli ottomani li costrinsero ad abbandonare la posizione. La breccia che si era aperta con l'esplosione della mina fu riempita immediatamente dai difensori con legname, sacchi di sabbia, materassi, tutto quello che c'era a loro disposizione. Poi arriviamo all'ultimo tentativo ottomano di conquistare la città, che si svolse fra il 6 e il 7 settembre. In quell'occasione Kara Mustafa radunò 6.000 soldati e altrettanti scavatori e minatori per un ultimo potente assalto. Si può rimanere sulla slide precedente perché poi ne parleremo anche di quelle due immagini a corollario. L'8 settembre ci fu un ultimo assalto contro il bastione di Burg, ma questo durò solo un paio d'ore. Il giorno dopo ci fu un breve assalto notturno e infine il giorno successivo ci fu l'esplosione dell'ultima mina sotto il bastione del Burg. Sono questi, secondo la cronaca degli testimoni di quei fatti, gli ultimi episodi dell'assedio. La difesa della città aveva resistito ancora una volta in maniera encomiabile. Gli ottomani non erano riusciti a penetrare oltre i bastioni, che ormai erano però ridotti a un cumulo di macerie. Quelle stampe che vediamo sono stampe enfatiche che rappresentano le fasi dell'assedio, e quella più a destra mostra l'ingresso dei minatori ottomani all'interno delle cantine del Burg, che avvenne il 9 agosto. Ora lì vediamo un combattimento all'ultimo uomo. Non sapremo mai quanto effettivamente sia stata drammatica quell'evento. Sicuramente però combattimenti sotterranei erano una delle esperienze sicuramente più spaventose della guerra d'assedio. L'8 e il 9 settembre abbiamo visto che sono i giorni in cui il Kara Mustafa non effettua assalti, e in quei giorni si svolgono 2 consigli di guerra e i suoi comandanti di Kara Mustafa gli sollecitano la necessità di schierare le truppe sul lato nord-ovest per fronteggiare un assalto nemico che sta per provenire da quella direzione. Infatti la prima seria considerazione di Kara Mustafa sui pericoli che stavano per arrivare da quella parte, dalla foresta viennese, risaliva già da qualche giorno prima, quando l'interrogatorio di un prigioniero rivelò che un grande esercito di soccorso stava per arrivare a Vienna. 4 giorni dopo un altro prigioniero riferì che truppe imperiali e polacche avevano attraversato il Danubio a Thuln e stavano marciando attraverso le colline a nord-ovest di Vienna, e poi una ricognizione confermò la presenza di un forte esercito in marcia verso le pendici del Kahlenberg, mentre altri ufficiali e ottomani che provenivano dalle città, dai villaggi più a ovest
di Vienna confermarono la presenza delle colonne nemiche in marcia. A quel punto, secondo la cronaca del Silitar, dello scudiero, il Gran Visir si sarebbe lamentato con i capi dei tatari che non avevano prestato attenzione all'esercito nemico in avvicinamento. Ora, su questo episodio è fiorita una leggenda che probabilmente è stata raccontata ai bambini delle scuole ottomane per spiegare la sconfitta, e questa leggenda riferisce che il comandante dei tatari, Lohan dei tatari, si sarebbe volutamente e negligentemente rifiutato di controllare l'avvicinamento degli avversari e non avrebbe guarnito a sufficienza un ponte di pietra sul Danubio, e su quel ponte sarebbero fatalmente passati i soldati polacchi e imperiali. Ora, quello che fa un po' riflettere e mi fa capire quanto sia difficile smontare un mito, lo posso confermare personalmente, perché anni fa su una chat di un noto network che ha per simbolo una faccia e un libro, un autorevole membro di una società di storia turca continuava a dare questa spiegazione alla sconfitta degli ottomani sotto Vienna. Ora, per quanto abbia provato a fargli capire che, oltre a essere irrealistico che il passaggio sia avvenuto su un solo ponte, mentre in realtà i polacchi e gli imperiali avevano a disposizione molti altri punti di passaggio per attraversare il Danubio, mi sembra veramente un'affermazione priva di senso che lo stesso capo dei tatari abbia messo a rischio e a repentaglio la vita sua e dei suoi uomini, consentendo agli imperiali di passare, perché adirato con Kara Mustafa per non aver ricevuto sufficienti rassicurazioni sulla divisione delle spoglie del bottino. Ma questo, del resto... mi sembra un po' irrealistico, ma specialmente aggiungo, e lo si vedrà nelle conseguenze successive che verranno in seno all'impero ottomano. Cioè, abbiamo comunque il famoso corpo d'elite giannizzero che era sempre più restio, diciamo, a concordare con il governo interno, tant'è che insomma vari attentati e ribellioni ci furono sempre ad opera dei giannizzeri, o sbaglio? Sì, no, certo, ma ci furono anche momenti di critici durante l'assedio, proprio perché le truppe permanenti erano quelle che avevano pagato il prezzo maggiore, e soprattutto si rendevano conto che i progressi non erano tali da far presagire una vittoria rapida come gli era stato promesso. In ogni caso, questa leggenda fa capire che i miti e le leggende viaggiano molto più veloci di quelli che sono invece gli aspetti storici più verosimili. Diciamola così, è che in ogni caso sono state utili, almeno per quanto riguarda la geografia ottomana, a spiegare quella sconfitta, che tutto sommato capisco che sia stata vista come una degli episodi cruciali della storia dell'impero. Comunque, siamo già qui sulla slide che riassume l'avvicinamento lungo, difficile e ostacolato sia da un'estate piovosa e dalla difficoltà di rifornire questi contingenti che si muovevano dalle loro basi per convergere verso Vienna assediata. Si trattava di un'operazione che nella conduzione degli eserciti viene sempre considerata come la più difficile, cioè la riunione di corpi diversi in uno stesso luogo in un numero limitato di tempo, cosa che quasi sempre non andava a buon fine. E in effetti l'arrivo delle truppe nel punto di raccolta non fu contemporaneo, ma avvenne in maniera
molto più scandita di quello ci sarebbe potuti aspettare. Tant'è che alla fine l'incolonnamento e la ripartizione delle truppe per ordine di battaglia, siamo già ormai a settembre inoltrato, quando dalla città erano stati fatti pervenire messaggi di richiesta di soccorsi con estrema urgenza e sempre più accorati. Comunque anche su questo ci sono varie fonti che parlano di diverse impostazioni, mentre Jan Sobieski avrebbe voluto attaccare senza esitazione, tenendo presente l'emergenza della guarnigione, le notizie che prevenivano da Vienna. Invece il Consiglio di guerra, la parte del Consiglio composto da Carlo V e da Massimiliano Emanuele e dall'elettore di Sassonia, convinsero il re polacco a procedere a una ricognizione per rendersi conto dell'effettiva disposizione delle truppe ottomane. Le posizioni ottomane alla vigilia dello scontro, le vediamo nella slide successiva, sono all'incirca, coprono un fronte di 5 chilometri dal villaggio di Dornbach al villaggio di Währing. Anche qui non è del tutto vero che non esistessero delle difese preparate, furono preparate frettolosamente, ma facevano comunque capo a una serie di terrapieni e di trincee, soprattutto nella parte centrale, che poi presero il nome di Turkenschanz, cioè le trincee dei turchi. Furono battezzate così dopo la battaglia dagli austriaci, che erano il perno della difesa ottomana. Certo non fu comunque una difesa molto saggia, poiché il Kahlenberg, le pendici degradavano in direzione di Vienna, gli ottomani si trovavano schierati a una posizione inferiore rispetto a quella dei soldati dell'Armata di Liberazione, che potevano colpirli agevolmente da una posizione più elevata. E per quanto ci fossero ancora forse fra i 50 e i 60.000 fra soldati di fanteria e di cavalleria, con 60 cannoni schierati a Darbach, si suppone che almeno altri 48.000 soldati fra scavatori, compresi scavatori e minatori, fossero ancora rimasti attorno a chiudere il cerchio contro Vienna, mentre i tatari potevano aggiungere altri 18-20.000 cavalieri, e poi c'erano infine in retroguardia i 15.000 ungheresi di Tököli e i contingenti valacchi e moldavi. Quindi queste cifre ci fanno supporre che almeno 40.000 fra soldati e ausiliari fossero morti o feriti, o comunque avessero disertato durante i 60 giorni dell'assedio. Quindi il numero di truppe che Kara Mustafa aveva ancora a disposizione era notevolmente diminuito rispetto all'inizio, e soprattutto i giannizzeri e le altre truppe di elite avevano perso almeno metà della loro forza originaria. Quindi la maggior parte delle truppe che componeva il dispositivo era quella reclutata nelle province, che, a eccezione di una esigua minoranza, non aveva un addestramento all'altezza del compito che gli si chiedeva, cioè di combattere dietro terrapieni o asserragliato nelle case dei villaggi. Si può vedere, sempre nella stessa slide, che dopo 4 ore di combattimenti verso le 13 del pomeriggio all'incirca, la pressione che era stata esercitata sul lato sinistro, il lato nord-ovest
da parte degli imperiali e dei sassoni aveva fatto arretrare gli ottomani di molte centinaia di metri fino a testarsi sul villaggio di Hernals, e la parte destra aveva subito una pressione che, secondo i resoconti di una parte dei testimoni oculari, era stata inferiore rispetto allo sforzo sostenuto fino allora dai contingenti imperiale sassone, e fra l'altro il comandante della prima linea polacca, quello Jablonowski, che abbiamo prima visto, in effetti scompare dalla cronaca degli eventi, come se in effetti la sua pressione fosse stata non all'altezza del compito. Siamo comunque in una fase che alle 1 del pomeriggio il dispositivo di difesa è comunque ormai prossimo al collasso. La carica della cavalleria polacca avviene però avviene nel momento in cui ormai la sconfitta si sta maturando. E un po' come avviene a Waterloo nel 1815, l'arrivo dei prussiani di Blücher dà il colpo di grazia, però in questo caso succede una cosa inversa, perché alla fine il merito della vittoria della vulgata popolare è quello dei soldati di Wellington e del povero Blücher e dell'arrivo provvidenziale dei suoi uomini contro il fianco destro dei francesi, non sempre riceve la dovuta considerazione. Posso dire? Prego. In versione forse un po' più nerd, questa diciamo ultima carica sembra un po', diciamo, i Rohirrim che arrivano praticamente a battere gli Uruk-hai durante la battaglia e assedio del fosso di Helm. Sembra un po' così, forse magari è ripreso proprio ci sono tutti gli ingredienti, no? dall'assedio del per farci 1680. Esatto. La battaglia è comunque una sconfitta epocale per gli ottomani. Probabilmente subiscono fra 9.000 fra morti, feriti, almeno 5.000 furono i prigionieri, quindi numeri veramente, veramente consistenti. A chiusura di quella terribile giornata, lo scudiero, il Silitar Findilikli Mehmed, scrisse che ogni cosa era perduto e la catastrofe era irreparabile. Tuttavia, scortato dai transilvani, Kara Mustafa si ritirò in direzione di Belgrado, conservando una parte dei suoi uomini, e in effetti l'armata ottomana non era completamente sconfitta, perché un mese dopo, il 7 ottobre, sostenne ancora uno scontro campale a Parcani, e quindi, pur rimediando un'altra sconfitta, era ancora in grado di tenere il campo. La guerra continua con ancora grandi scontri campali, altri assedi. Gli ottomani comunque saranno in costante ritirata almeno fino al 1689. Da un punto di vista strategico generale, la battaglia di Vienna fu sì decisiva, ma non fu la più costosa in termini di risorse, perché il 12 agosto 1687 la sconfitta fu ancora più disastrosa, quella della battaglia di Mohacs, quando davvero ogni residua speranza di mantenere il controllo sull'Ungheria svanì in quella giornata per la sconfitta che fu la vittoria che fu ottenuta da Carlo V di Lorena, che era sempre stato, l'abbiamo sempre visto durante l'assedio di Vienna, in una posizione secondaria, e che invece fu un comandante di grandi qualità. Prego. Ma io, se posso dire, a corollario anche, anzi, e in aggiunta a quello che hai detto,
Questa battaglia segna fondamentalmente, l'abbiamo ripetuto ma è giusto ridirlo nuovamente, la fine del periodo espansionista, diciamo, dell'impero ottomano, e in parte questo ritiro, insomma, neanche in parte, in realtà totalmente, questo ritiro progressivo da quelle zone da parte ottomana e l'avanzamento anzi degli Asburgo pone in essere il fatto che era l'inizio, questo assedio, della cosiddetta, una delle tante, guerra austro-turca, che arriverà ovviamente poi a intanto mietere un sacco di vittime anche in campo turco da parte dei turchi stessi. Da una parte il comandante, diciamo, in capo turco di questo fallito assedio, pure Ibrahim di Buda, mi pare anche lo stesso Tocqueville, insomma, non fece una bella fine. Tocqueville muore nel suo letto, muore di vecchiaia. Esule, almeno meno. Ok, muore nel suo perfetto. letto. Ok, allora errore mio. Allora, strangolato, viene strangolato il 25 dicembre del 1683. Esattamente, e questo poi, insomma, con tutta questa serie di conflitti che hai giustamente descritto, Bruno, porterà poi alla fine alla cosiddetta nel 1699 pace di Karlowitz, che permetterà di fatto agli Asburgo di iniziare ad annettersi anche determinati territori, tra cui anche la città di Belgrado, se non erro. No, perché Belgrado viene riperduta dagli imperiali nel 1690, la riprendono poi nel 1717 per riperderla nuovamente nel 1717. Sì, bravo, giusto, è giusto. Sì, scusami se ho fatto il professore. No, anzi, no, hai fatto benissimo perché mi hai dato il là o meglio il là, insomma, mi hai dato il flash perché quando mi fu chiesto in un commento alla guerra di successione polacca una cosa del genere, appunto, per il fatto proprio di Belgrado che viene presa e riperduta, e risposi, mi ricordo. Quindi anzi ti ringrazio per avermelo fatto ricordare, perché è anche una storia un po' particolare quella di questa città. Comunque alla fine, insomma, sì, parliamo di un po' di bibliografia. Alla fine come già costume di questa pagina, ci dilettiamo a consigliare un po', a fare un po' di dare consigli per gli acquisti. Ci avviciniamo fra l'altro anche a Natale, quindi sono i 3 testi più importanti, più recenti e tutto sommato i migliori davvero, che sono ancora oggi reperibili. Mettiamo per primo quello di un italiano, Franco Cardini. È un libro che analizza in maniera mirabile la questione storico-diplomatica, è veramente un lavoro di grandissimo rilievo, condotto su fonti d'archivio non solo austriache, ma anche delle altre città, che fra l'altro non è scoperta di questo libro, ma in pratica non ci fu città d'Europa che a quel tempo non abbia lasciato nei propri archivi testimonianza delle vicende dell'assedio di Vienna nel 1683, fosse stata solo o una cronaca pervenuta o anche un festeggiamento per la notizia della liberazione. Al centro un classico della storiografia militare di lingua inglese, il The Siege of Vienna di John Stoye, di qualche anno ormai, però sempre molto interessante, soprattutto per l'analisi delle fonti, uno dei primi che mette in dubbio l'effettiva l'effettiva importanza e quanto sia stato risoluto e decisivo la carica da parte dei polacchi. E infine uno di qualche anno successivo, meno conosciuto, è quello di Whitcroft, The Enemy at the Gate, che fa una cronaca molto interessante dei combattimenti giorno per giorno attorno alla capitale. Io non so se ci sono delle domande da parte di quelli che sono
Allora, in ascolto. Ho notato, ho fatto a tempo a notare un ecco l'ha detto, però non ho capito riguardo a che cosa. Mi no, piacerebbe beh, sapere. era Boniardi per quanto riguarda Ah, ciao la Virginia. carica dei Rohirrim e quindi la questione Signore degli Anelli. Però vabbè, insomma, scherzi Ah, ok, tra due vecchi guasconi. ho capito. Lui, non io. No, si scherza. No, allora, c'è una domanda che a me personalmente ha fatto molto ridere, ma è estremamente interessante, di Daniele, che dice: cosa ci rimane di questo assedio? Il croissant e la tazzina di caffè. E qua si parla proprio di miti, anche qui, perché si pensa che il croissant derivi di fatto Dal crescente ottomano. esatto, da questa luna crescente, dal fatto che per festeggiare, diciamo, la vittoria, i viennesi avessero creato il croissant. In realtà il croissant, insomma, è del XIX secolo, è stato principalmente riportato in auge dalle viennoiserie, che erano anche sparse in Austria, ovviamente, e di fatto il croissant è una evoluzione, se possiamo dire, di un altro dolce austriaco che è almeno del XIII secolo, che è il Kipfern, se non ricordo male, che ha effettivamente ricorda questa forma a mezzaluna. Personalmente non mi piace per niente, però insomma, se sarete in Austria o vi trovate lì, oltre alla Sacher, provate anche questo dolce. Sulla questione del caffè c'è tutta C'è del vero comunque, una perché in effetti storia. il Esatto. caffè, i quantitativi di caffè che furono rinvenuti nell'accampamento ottomano diedero agio a iniziare a consumare questa bevanda anche a Vienna. Va detto che rimase comunque un forte contrasto fra ottomani e cristiani europei occidentali, perché noi cristiani non eravamo abituati al gusto deciso del caffè e così ci abbiamo aggiunto lo zucchero, cosa che ha fatto inorridire fino a tempi recentissimi gli ottomani, i turchi, che dicono che mettere lo zucchero nel caffè è come mettere le orecchie d'asino a un cavallo. Io che bevo il caffè amaro non mi sento di dargli torto. Non era comunque il caffè completamente sconosciuto in Europa. Le prime notizie su questa bevanda sono mi sembra 1626, lo riporta Pietro della Valle, che lo aveva assaggiato sia in Turchia, sia in Anatolia che in Persia, e ne diceva molto bene, diceva che se hai necessità di continuare a studiare nella notte o di rimanere sveglio, il caffè ti aiuta a mantenere la lucidità e soprattutto è corroborante d'inverno e rinfrescante d'estate. Io il caffè turco personalmente non mi piace, però insomma. Allora, la mia frequentazione nel mondo ottomano ovviamente mi ha portato più volte in Turchia, e io devo dire che è uno dei luoghi più belli, mi è capitato, fra i ricordi più belli mi capita di ricordare. In effetti c'è il tramonto che si può godere sui gradini della moschea di fronte al bazar egiziano nella città di Istanbul. È uno dei ricordi veri più belli della mia vita. Invito anche chi volesse sperimentarlo di ricordarsi di quel luogo e di arrivarci all'ora del tramonto, preferibilmente d'estate. Bene, allora, due notizie, diciamo, conclusive. Intanto ti ringrazio, Bruno, per Grazie a te. la tua disamina, e ovviamente ringrazio voi per averci e per aver ascoltato specialmente Bruno in questa magnifica lezione sull'assedio di Vienna del 1683. Allora, due notizie. Innanzitutto mi scuso come sempre per la mia latitanza, ma come sapete non voglio più ripetermi, ma gli impegni istituzionali sono veramente tanti e io devo organizzarmi e organizzare anche queste live. La prossima ritornerà Michele Angelini
ci sarà il 29, sempre credo alle ore 18, e si parlerà della chiamiamola seconda rivoluzione americana, cioè della guerra tra, dato che l'avevate chiesto l'altra volta, tra Inghilterra da una parte e i neonati Stati Uniti dall'altra, tra il 1812 e il 1815. Quindi insomma è una guerra anche abbastanza dimenticata, e che sarebbe insomma l'ideale a questo punto sviscerare un pochino, grazie anche a Michele Angelini. Potrebbe tornare argomento, potrebbe essere di grande attualità, visto che sono di questi giorni la notizia che i dazi doganali saranno imposti anche al Canada. Esattamente, almeno questa è la notizia. Questa è, sì, certo, bisogna vedere se poi sarà applicata questa cosa qui. E proprio invece parlando di Natale, e qua a questo punto mi ci metto anch'io nel mezzo, ecco, è stato recentemente pubblicato una mia piccola curatela insieme all'amico Daniele Santarelli, archivi e biblioteche al tempo del Covid-19. Ecco, ovviamente è stata pubblicata proprio, veramente è fresco di stampa per Scienze e Lettere. Sono 5 autori che noi abbiamo insomma raccolto, e qua si parla veramente dei primi anni, dei primi momenti di questo canale, dove di fatto facevamo forse live un po' troppo, con un taglio un po' troppo universitario, proprio stile convegno, ma all'epoca eravamo veramente ancora nel bel mezzo di quella tragedia, e di conseguenza avevamo organizzato questo piccolo convegno su questa tematica, e 5 di questi studiosi hanno insomma portato ciò che sono state le esperienze negli archivi e nelle biblioteche in quell'epoca, e come effettivamente hanno affrontato questa grave problematica. Ovviamente, insomma, premetto, non è un libro divulgativo, è un po' di nicchia, è molto corto, di fatto sono circa 120 pagine, però se volete regalarlo per Natale, insomma, successivamente vi metterò un post in community con insomma il sito dove poterlo reperire, se volete fare un regalo apprezzato a qualcuno, oppure se lo odiate tremendamente, insomma, gli volete dare una bella polpetta avvelenata, ecco, potete invece è giustissimo sostenere il lavoro dei nostri storici e della nostra stampa, la nostra letteratura sulla storia e sulla storia militare. Però insomma, ecco, io personalmente l'ho curato insieme appunto al mio collega, e quindi nel caso voi lo comprerete, insomma, spero vi piaccia. Detto questo, insomma, io a questo punto di nuovo ringrazio voi che ci avete ascoltato, ringrazio ancora Bruno Mugnai, e a questo punto vi rimando a una prossima live, ancora qui su Paresia. Arrivederci a tutti e ciao Bruno.